Continua la crescita del partito nell'Agrigentino, della Democrazia Cristiana, di Totò Cuffaro e di Carmelo Pace, e Pasquale Spataro, consigliere comunale di Agrigento, che aderisce alla Democrazia Cristiana. È il primo componente del Consiglio Comunale di Agrigento a passare al partito. L'adesione alla Democrazia Cristiana, dichiara il consigliere Spataro, è una scelta dettata dall'esigenza di dare un nuovo impulso alla politica della città dei Templi, con un partito politico che riassume quei valori identitari basata sui principi della giustizia sociale, dell'etica politica e della solidarietà. Il mio obiettivo è quello di continuare a offrire ai cittadini, afferma Spataro, una politica credibile e affidabile, e credo che la Democrazia Cristiana sia la scelta giusta per garantire un'amministrazione efficiente e responsabile. Lavorerò sul territorio insieme all'onorevole Pace, che ringrazio per l'impegno costante verso il nostro territorio, portando avanti, come ho sempre fatto, gli interessi dei cittadini agrigentini. In primis il pronto soccorso, che merita una risposta immediata da parte delle istituzioni, i servizi che devono essere garantiti dignitosamente, fino ad arrivare ad Agrigento, capitale della cultura, dove saremo duri e vigili affinché Agrigento non perda questa grande opportunità e non si trasformi in un autogol clamoroso.